Nasce un nuovo sistema per monitorare lo stato dei circa 800 ponti e cavalcavia gestiti da Veneto Strade. È stato presentato nella sede della società alla presenza dell'assessore regionale De Berti. Consiste in una serie di apparecchi, estensimetri, inclinometri, termometri, flessometri, che vengono installati sul ponte e che con le due applicazioni che noi stiamo seguendo o singolarmente trasmettono il dato oppure nel sistema cablato trasmettono i dati a una centralina che c'è sotto il ponte, praticamente, che a sua volta trasmette i dati alla casa madre, diciamo, per poi elaborarli e verificarli. Intendiamo finire il catasto, chiamiamolo strade, entro fine di quest'anno, entro fine 2020. Dopodiché verranno scelti i ponti più critici in cui applicare il sistema di monitoraggio, perché sui 494 ponti che abbiamo in gestione non possiamo applicarlo in via generalizzata, ma sui ponti che verranno scelti perché hanno delle problematiche particolari rispetto agli altri, diciamo che entro fine 2022 2021, metà 2022 potrebbero essere installati tutti. Il progetto è in collaborazione con l'Università di Padova e tra i fondi già stanziati dalla Regione e quelli che arriveranno si parla di 30 milioni di euro. La sicurezza stradale per la Regione Veneto è un obiettivo fondamentale e è anche uno degli obiettivi del piano regionale dei trasporti e abbiamo intenzione di far diventare questo stanziamento di 5 milioni all'anno uno stanziamento strutturale. Sicuramente questi 15 milioni avvieranno questo progetto, ma poi i 5 milioni annuali saranno necessari per poter dare garanzia di sicurezza stradale ai cittadini. Ad essere monitorati però non saranno solo ponti e cavalcavia. Noi abbiamo 60 gallerie in gestione in provincia di Belluno e anche quelle vanno monitorate perché anche quelle possono costituire un potenziale pericolo per gli utenti della strada. Sulle gallerie stiamo sottoscrivendo un protocollo d'intesa con ANAS per uniformare i sistemi di monitoraggio.